Ecco che stanno per entrare le compagini in campo, accompagnate dalla terna arbitrale che oggi è formata dal trittico palermitano formato dall'arbitro Arena della sezione appunto di Palermo. Gli assistenti sono Smiraglia e Vitale. I movimenti di sponda da parte dell'attaccante argentino che ci ha battuto, attenzione, tricolare, e la parata da parte di Macaluso era buona. L'arbitro non aveva firmato minimamente Torres. Parte Arenoso, palla arretrata verso Torres, poi conclusione per secondo Taormina, Lopizzo, poi il pallone per Zanotti, Iannotti, grande 1-2, palla dentro, 1-0 Geraci, la deviazione vincente da parte di Gonzalez, super giovane Castelbuono 0, Geraci 1. Torres che può andare a cercare la grande giocata da parte di Belecco, il pallone sul secondo palo, Torres! Elvigio! Santiago Torres! Ha pareggiato la super giovane Castelbuono, grande assist di Franchelli, non era in posizione di corriggere Torres. Il possesso palla da parte di Franchelli, si butta dentro Torres che va a cercare fuori, posizione regolare, Macaluso, strepitoso, parte Speranza, alla bandierina, palla arretrata, colpo di testa e poi conclusione, la parata di Fagoni. Parte lo spiovente, colpo di testa, la palla che si spegne sul palo, del gol del Geraci, Lopizzo ci ha riprovato e ha trovato il gol. Geraci in vantaggio, il colpo di testa da parte di Lopizzo. Via del momento, portato poi così a attenzione, grande giocata da parte di Torres, poi meraviglioso il gol di Laureano Grandis, che sassata di Grandis, 2-2, la posizione inenarrabile, palle proprio di cercare Torres, è buona la posizione, Torres, Santiago Torres, ha segnato di nuovo il Torres, 3-2, Santiago Torres, l'ha voluto fare bello il gol. E allora Torres prova andare a spalle alla porta, viene steso giù, si gioca Franchelli, conclusione, anzi aveva provato Pappalardo, palla che si perde alta, anche nello stesso comune di Castelbuono, gli stessi castelbuonesi. Intanto qui il pallone per Albanese, mette il pallone in mezzo, Mazzola, attenzione, c'è calcio di rigore, fallo di Fagone. Guardiamo che siamo al 55esimo, sono passati soltanto 10 minuti, fischia l'arbitro, Iannotti, palla rincorsa, aveva intuito Fagone, conclusione angolata di Iannotti, 3-3, Lopizzo sulla fascia destra di Grandis, la testa potete tutto arrivo, Coco sterza, potrebbe anche calciare, Coco, conclusione Arenoso, Garopa, a Tesoro, opportunità per il Geraci, conclusione Fagone, grande intervento da parte di Fagone, Bonanno finta, adesso combatte la punizione, Fagone con un grande intervento e poi la conclusione che ci viene sul fondo da parte di Soares. Il gol da parte
rete di Pardo. E termina qui la partita. Il super giovane Castelbuono accede agli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. Affronterà presumibilmente una tra Casteldacce e Astro.